Giustizia. Brave. Ciao terremoti, ci vediamo dopo. Bella vita che fanno questo. 7 del mattino, andiamo a svegliare i vicini. Buongiorno vicini, state anche contenti con lo scarico originale, va là? Buongiorno amici e amiche bikers, benvenuti in questo nuovo video. Allora, è scoppiato il caos generale in Italia con le ultime ordinanze regionali. Prego, mi voglio far stirare di prima mattina, passi pure. Stavo dicendo che è scoppiato il caos, soprattutto parlo della mia regione, per quanto riguarda noi poveri motociclisti. Come avrete già sentito dal video del DNA del biker, che ringrazio per la menzione e gli faccio i complimenti per il canale, vi ho girato la nuova ordinanza regionale del presidente Fedriga del Friuli Venezia Giulia, che aveva messo il motociclismo tra gli sport da poter fare durante questa fase 2. Ovviamente loro intendono motociclismo come sport individuale, quindi come atleti professionisti, comunque da svolgere in pista. Ecco, allora, innanzitutto in Friuli Venezia Giulia, se non ricordo male, c'è solo una pista a Tolmezzo, che tra l'altro, da quello che ho capito, è chiusa. Quindi già lì partiamo un po' con un paradosso, no? Ma siamo in Italia, quindi di paradossi ce ne sono molti. Tralasciando questo, è stata fatta molta confusione, soprattutto perché durante un'intervista che ormai sta girando su tutti i social, soprattutto su Giri in Moto Friuli Venezia Giulia, sul gruppo Facebook del presidente appunto Fedriga, che a domanda specifica se posso andare con la mia compagna convivente a farmi un giro in moto, ha risposto in maniera un po' così, facendo intendere però che si può. Lui ha detto sì, abbiamo introdotto il motociclismo come attività che si può svolgere, e quindi ha annuito una risposta positiva verso questa domanda del giornalista. Però cosa è successo? Il giorno dopo, se non ricordo male, sono uscite le FAQ ufficiali sul sito della regione, in cui veniva specificato che a domanda si può tranquillamente girare in moto per diletto, per turismo. La risposta è stata ovviamente no. Una cortesia, simpatia. Perché il motociclismo è inteso come sport e non come mototurismo, ecco. Però cosa hanno scritto oltre questo? Che ciò non vieta di usare la moto come spostamento, come mezzo privato, come la macchina, per andare a fare attività motoria dove si vuole in regione. Allora capite che è una grandissima pagliazzata. Ovviamente dal 4 di maggio tutti i motociclisti friulani, giustamente secondo me, si sono presi, sono andati a farsi il giro. Ovviamente chi è stato fermato ha detto tranquillamente che stava andando a fare attività motoria appunto in montagna, su per i passi dove stava andando a farsi il giro. Basta che ti porti dietro le scarpette da jogging, i pantaloncini, e non ti possono dire niente. E qui veniamo al punto dolente. Voi direte, sì vabbè, ma andare in giro così è un po' un azzardo e ti assumi tu le responsabilità di quello che dici. Ok, va bene, ma pensiamo un attimo ai ciclisti. Possono andare dove vogliono. Ditemi che differenza c'è tra il ciclista che va dove vuole, può andare anche fino in montagna, partendo da Udine può andare su in montagna sul passo, in moltissimi senza mascherina, in moltissimi in 2, in 3, li ho già visti. Allora di cosa stiamo parlando? Non facciamoci prendere in giro. Sì, ti girano anche un po' le palle. Ovviamente questa è l'Italia, signori, leggi sempre fatte male, scritte male, purtroppo è così. Insomma, mi sembra veramente assurdo poter consentire a tutte le persone, non solo i ciclisti, come sport, il ciclismo è uno sport nobile. Mi stanno più sulle balle certi personaggi che lo praticano, ecco, diciamo. Però anche chi va a correre, per esempio, li vedi tutti in gruppo, ovviamente come fai a controllarli? Una volta che dai il via libera a queste cose, non capisco il senso di vietare il mototurismo, è veramente una cosa assurda per me. Oh, cazzo vai, vai a fare testa di c***o. Stiamo bene la giornata, no? Lo so benissimo che le cose importanti sono altre, però visto che sul mio canale si parla di moto, ho voluto portarvi questa precisazione, perché ovviamente tantissimi motociclisti sono incazzati, a ragion veduta secondo me. Ditemi voi, soprattutto un motociclista con il casco, con i guanti, che problema può dare? Voi direte, sì ma dopo corrono come matti, succedono incidenti.
capito, ci sarà sempre il coglione che corre come un deficiente, farà l'incidente, però non è che se usciamo in 100 ci andiamo a schiantare. Allora potrei risponderti, anche il ciclista che va a farsi la pedalata di 200 km può venirgli un infarto, allora cosa cambia? Se andiamo avanti con i se e con i ma, se mia nonna aveva le ruote era una locomotiva, no? Vabbè, non so veramente cosa dire. Bene ragazzi, detto ciò, io me ne vado a lavorare e continuiamo a usare la moto per andare a lavoro. D'altronde abbiamo aspettato 2 mesi, anche se aspettiamo qualche settimana in più non muore nessuno. Vabbè, che dire, ditemi cosa ne pensate di questa situazione assurda, secondo me è veramente allucinante. Non tanto per il fatto di rispettare la legge, ma per come ci viene imposta. Veramente assurdo. Vabbè, dai, dato questo, come sempre vi auguro una buona giornata, spero state tutti bene, iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un like e come sempre buona strada, ciao!